Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 24 ottobre. Cominciamo la prima parte con la lettura dei quotidiani nazionali e con gli scenari che aprono. Quasi tutte le aperture sono dedicate al gelo calato tra Trump e Putin a causa del pacchetto, il nuovo pacchetto di sanzioni imposto dagli Stati Uniti, e poi c'è la manovra che divide la stessa maggioranza, e poi questo incontro storico, una data che finirà forse nei libri di storia, quello tra Re Carlo e il Papa a 500 anni dallo scisma della Chiesa anglicana. Ma andiamo subito a vedere la prima pagina di Repubblica. Tra Putin e Trump e la guerra del petrolio, appunto a causa di questo pacchetto di sanzioni. Lo zar dice dagli USA sta arrivando un atto ostile, sanzioni dall'Unione Europea, ma slitta l'intesa sugli asset. La Cina ferma l'import di greggio, anche l'India pronta allo stop. E poi vediamo di spalla scommesse su star comprate, le mani della mafia sulla NBA, e poi manovra Tajani contro i tecnici, lo scontro interno alla maggioranza. Anche la prima pagina del Corriere della Sera è dedicata al gelo tra Putin e Trump. Appunto atto ostile, non serviranno a nulla, alte degli USA a Israele sull'annessione della Cisgiordania. E poi la storica foto, vediamo qua, di Carlo e Camilla in Vaticano che incontrano Papa Leone XIV. La Stampa invece apre con l'intervista al ministro della difesa Crosetto, che ha incontrato i sottufficiali, ha rivolto loro un discorso dicendo fra l'altro: prepariamoci anche a difendere l'Italia. Troviamo anche qui la foto dell'incontro tra Papa Leone XIV e Carlo III durante un momento della visita in Vaticano. Allora, andiamo adesso nel dettaglio. Dopo la stretta sul greggio, Putin sfida Trump, atto ostile, lo zar avverte Donald sul costo politico del rialzo dei prezzi USA. Ma a sorpresa si accodono alle sanzioni da parte degli USA e quindi allo stop al petrolio russo anche la Cina e forse anche l'India. Putin appunto lo considera un atto ostile, ma vediamo in questa grafica chi importa i combustibili fossili da Mosca, e parliamo quindi di petrolio, carbone e gas. Il primo importatore è appunto la Cina, lo vediamo. Ecco qua, seguito dall'Unione Europea, quindi il secondo partner, anzi no, il secondo è in termini di quantità l'India, poi c'è appunto l'Unione Europea, poi ancora la Turchia, ma ad importare sono anche gli Emirati Arabi Uniti, Giappone e Corea del Sud, tutti questi interessati quindi dalla riduzione dell'acquisto del gas. Trump si beffa di Mosca, che ha detto non ci toccheranno queste sanzioni, dice immuni alle misure, lo vedremo tra 6 mesi e naturalmente vedremo cosa succederà. Gli effetti della guerra del petrolio sono a rischio decine di miliardi, ecco qui ancora dei numeri che ci spiegano cosa c'è dietro questo business. 100 miliardi sono il frutto dell'export di Mosca, praticamente un quarto del suo bilancio annuale, quindi è chiaro che avranno degli effetti importanti. Rosneft e Lukoil sono oltre la metà dell'export russo, e l'India acquista 1,5 milioni di barili, secondo cliente dopo la Cina. Si dovrà capire se appunto se andranno avanti queste oppure no. Allora, riapriamo la rassegna stampa, ecco qua. Pressing di Trump e Rutte su Meloni, c'è l'altro pressing, Roma compri le armi dagli USA, la richiesta di Zelensky e la Premier e la spinta per aderire al piano, timori di Lega e Movimento 5 Stelle. E poi c'è l'altro scenario internazionale di tensione, quello su Gaza, e anche qui irrompe Trump che richiama Israele bloccando l'annessione della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu frena i suoi, Trump dice andrò a Gaza. Potrei anche chiedere il rilascio di Barghouti, che è uno dei leader di Hamas, è rimasto fuori dall'accordo sugli ostaggi, ma su cui adesso potrebbe far pesare tutta la sua influenza appunto Trump. Veniamo poi all'intervista della Stampa al ministro della Difesa
a Crosetto, che ha inaugurato l'anno accademico degli istituti di formazione dell'esercito a Torino, si è rivolta agli allievi ufficiali dicendo: servono comandanti capaci di capire il mondo che cambia. C'è una follia dilagante, il titolo: l'Italia sia pronta a difendersi. E cosa dice in particolare il Ministro della Difesa? Che l'esercito si deve preparare a qualunque scenario affinché i cittadini possano dormire sonni tranquilli. È un errore pensare che siamo in un'epoca che ha bisogno di eroi, è invece il tempo della cooperazione, della collaborazione e dell'umiltà. E poi ricorda il bilancio di queste guerre in corso. Dall'inizio della guerra sono morti oltre 1 milione di russi e più di 500.000 di ucraini. La guerra continua perché Putin ormai è nell'angolo. E c'è un'altra notizia che in qualche modo influenza anche questi scenari internazionali, perché sapete come è stato fondamentale l'apporto di Musk fornendo i satelliti durante la guerra in Ucraina per consentire le comunicazioni. Tutto il resto del mondo è in ritardo, dovrebbe dipendere tra virgolette appunto da Musk, ma si stanno cominciando a muovere. Parte dunque un'alleanza sui satelliti e la sfida dell'Europa a Musk, un'intesa fra Leonardo, Thales e Airbus per una joint venture nel 2027. Sono 5.000 dipendenti coinvolti negli stabilimenti italiani. È la risposta europea al dominio di Starlink e SpaceX di Elon Musk, ma anche alla concorrenza britannica e cinese in un settore sempre più strategico e affollato. L'Europa si trova a rincorrere per recuperare competitività. Nei prossimi anni verranno lanciati oltre 10.000 satelliti in orbita attorno alla Terra, è un mercato imperdibile, ma aggiungiamo in gran parte ormai già occupato, in cui occorre essere presente da subito, diceva appena 2 settimane fa l'AD di Leonardo Roberto Cingolani. Restiamo sullo scenario internazionale, ma cambiamo argomento perché irrompe lo scandalo scommesse anche nel basket, il basket quello delle stelle del basket, arresti in NBA, i crediti recuperati dalla mafia. 4 i clan nel mirino per l'FBI, è un blitz storico. Cosa è successo? Che la NBA, la Lega Professionistica di Basket americana, è stata travolta da uno scandalo che coinvolge anche la mafia italo-americana. 37 le persone arrestate, tra cui allenatori, ex star e attuali giocatori. E poi veniamo a questa foto storica, e non lo diciamo soltanto per modo di dire, ma perché veramente conclude, o meglio è il secondo passaggio dopo 500 anni di storia. Il Papa e il Re che pregano insieme. Le due chiese sono più vicine, la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Anglicana, dopo lo scisma di 500 anni fa. È stato il primo evento religioso condiviso dal capo dei cattolici e da quello degli anglicani. E come ci ricorda Repubblica, tutto nacque dalla voglia di Enrico VIII di divorziare per sposare Anna Bolena. Non ottenendo il divorzio, ha deciso appunto di separarsi. Ma non c'è stato solo l'incontro con Carlo, ci sono le parole, le affermazioni forti di Papa Leone che dice: migranti come rifiuti, trattati come rifiuti e popoli derubati. Soccorrere i naufraghi, dice ancora Leone XIV, non è ideologia, è il Vangelo, così come sfamare gli affamati. E poi fa riferimento ad una sorta di epidemia che dilaga negli Stati Uniti, quella del fentanyl, una droga sintetica, e dice: la diffusione del fentanyl, oltre che i trafficanti di droga, chiama in causa l'industria del farmaco. E ancora, dalle inondazioni alla siccità, la crisi climatica è evidente, a soffrirne sono sempre i più poveri, e così contraddicendo appunto i negazionisti del climate change, i cambiamenti climatici. Torniamo a casa nostra, dove si assiste ad uno scontro tutto interno alla maggioranza sulla manovra finanziaria, tagliati i fondi per le metro. Tajani chiede a Salvini, quindi 2 ministri, di ripristinarli. Per la capitale 50 milioni in meno, 15 in meno a Milano e Napoli.
Sindaci e opposizioni protestano, ma ci sono stati tagli anche nella sanità. Il sindacato dei medici denuncia gravi sperequazioni per gli infermieri perché 6.000 ingressi in un reparto che è già penalizzato sono davvero insufficienti. E poi torniamo a occuparci di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, finito di recente nel mirino di un attentato, di una grave intimidazione. Il garante multa Report con 150.000 euro per violazione della legge sulla privacy. Ranucci punta il dito e dice agisce in nome dell'esecutivo. E poi tante notizie di cronaca. Il piccolo imprenditore, papà di 3 figli che è stato accoltellato per strada, era un piccolo imprenditore, era buono, non aveva nemici, dicono chi lo conosceva, separato da poco, era tornato a vivere con i genitori, aveva una ditta di sorveglianza e aveva installato le telecamere in tutto il quartiere, telecamere che hanno ripreso anche questo fatto. E poi ancora un ritorno su quest'altro gravissimo fatto, i sassi lanciati su un pullman di tifosi che hanno ucciso l'autista. Spunta un audio che inguaia l'ultra ventenne, un ultra anche di estrema destra, e dice era il sasso più appuntito. La GIP convalida i 3 arresti per l'uccisione del bus perché dice possono rifarlo. E poi vi abbiamo mostrato oggi un video scioccante di una donna picchiata dal marito nel loro esercizio commerciale, ma c'è un altro video che gira, è quello che riprende, lo vediamo alcuni frame, le 14 coltellate a Luciana da parte dell'ex compagno. 2 testimoni hanno cercato di intervenire e di salvarla, ma purtroppo le ferite erano già troppo profonde. E poi vi voglio leggere questo intervento di Massimo Gramellini, che è il suo consueto rubrica Il caffè. Di che cosa parla? Commenta quel video dei tutori dell'ordine che sfondano a picconate le pareti di un appartamento di Bologna dove vive una madre single con 3 figli, tra cui una disabile. Mi rattrista, lui dice, perché sembra dar ragione a chi sostiene che sta scomparendo una certa idea di umanità. Davvero bisognava agire in pompa magna alle 7 del mattino, quando lei, i fratelli, quindi lei, la ragazzina disabile, erano ancora in casa. Qualcuno si è posto il problema dello sconvolgimento, e qui vediamo qualche frame di questa irruzione con i picconi che hanno davvero sfondato la parete e hanno fatto irruzione in questa casa. Siamo quasi in chiusura. L'ultima nota riguarda la sanità, perché da noi è ancora caldo, ma insomma il primo freddo è dietro l'angolo, e arrivano anche i primi casi di influenza. Vediamo cosa ci dicono gli esperti per quando è atteso il picco e quali sintomi aspettarci. Sono delle previsioni, se lo scenario appena visto in Australia, adesso in Giappone, si ripeterà anche in Italia, i casi di influenza potrebbero raggiungere numeri simili se non superiori a quelli della scorsa stagione, con oltre 16 milioni di contagi. Il picco è previsto come sempre tra dicembre e gennaio. Come si riconosce l'influenza? Da 3 segnali: insorgenza brusca della febbre, almeno un sintomo respiratorio, per esempio dolori articolari o altri. Non è facile però distinguere tra influenza e Covid. Ancora oggi infatti c'è chi accusa sintomi come febbre, difficoltà respiratoria, mancanza di olfatto e gusto, e poi esistono forme con sintomi lievi e forme asintomatiche. La variante Stratus, ad esempio, ha come sintomo specifico la rauceudine, quindi sempre il consiglio è quello di sottoporsi a tampone. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa e poi torniamo per dare un'occhiata ai quotidiani regionali. Ed eccoci alla seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata appunto alla lettura dei quotidiani regionali. Partiamo dal Giornale di Sicilia, apertura dedicata alla bomba carta all'assessore Ferrandelli, assessore del comune di Palermo. L'ordigno è stato trovato davanti all'abitazione e soprattutto l'indizio porta ad un altro incendio, quello divampato in una casa popolare occupata, indizio che ci porta dunque al racket degli alloggi occupati. La prima pagina della Gazzetta del Sud invece porta la fotonotizia della laurea alla memoria
a Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio. La ragazza aveva dato tutti gli esami, aspettava proprio questa pergamena che vedete adesso in mano alla mamma, al fratello e al papà, che l'hanno presa con le lacrime naturalmente agli occhi e un groppo alla gola, ma abbiamo sentito anche la forza della mamma che dice: dobbiamo essere più forti come lei, che era coraggio e libertà. E poi la parte di Repubblica dedicata alla città di Palermo, che appunto parla del racket delle case occupate, l'atto intimidatorio a Ferrandelli. Dopo lo sgombero di un appartamento a Borgo Nuovo, sono oltre 1500 gli immobili con un possesso senza titolo, il comune finora ne ha liberati appena 150. E poi in taglio più basso vediamo allarme corruzione, perché è stato arrestato un funzionario praticamente in diretta con la mazzetta da 1000 euro appena intascata al bar. Andiamo a vedere nel dettaglio appunto intanto la bomba carta, questa intimidazione all'assessore Ferrandelli, che prima appunto della bomba carta, di questo attentato intimidazione, aveva trovato questo appartamento che doveva essere sgomberato completamente devastato, con infissi distrutti, porte divelte, e aveva detto che non si intimidiva. Secondo i vicini, gli occupanti l'hanno distrutto perché consideravano quella casa di loro proprietà, tanto da averla ristrutturata completamente, e probabilmente alla fine gli hanno anche voluto dare fuoco pur di non restituirla. Dietro questa vicenda ci sarebbe l'ombra di Cosa Nostra nella gestione degli alloggi popolari nei quartieri periferici di Palermo, dallo Zen a Brancaccio passando per Borgo Nuovo. Praticamente questi alloggi vengono distribuiti dalla mafia anziché dallo Stato. Mercoledì pomeriggio, pur con decine di migliaia di euro di danni, sembrava che il rilascio fosse concluso. Ieri sera invece hanno dato fuoco alla casa. Appunto la mafia degli alloggi popolari. Poi c'è qui la notizia che riguarda la commissione antimafia, che dopo l'omicidio dell'Olivelle, dopo le continue sparatorie, si riunirà proprio allo Zen, e questo è un altro approfondimento sugli alloggi popolari. Andiamolo a leggere. Secondo gli ACP sono circa 800 gli occupanti abusivi di appartamenti dell'istituto, altri 800 occupano immobili del comune. Nell'ultimo anno l'assessorato all'emergenza abitativa guidato da Ferrandelli ha assegnato 150 alloggi occupati, altrettante famiglie, e ha assegnato 150 alloggi occupati appunto a queste famiglie. La lista di attesa è di 370 nuclei familiari, ma secondo le previsioni del comune entro un anno saranno assegnati altri 200 alloggi. E sono sempre troppo poco. Parliamo poi della mazzetta in diretta a questo funzionario della Soprintendenza del Mare, che è un'articolazione dell'assessorato alla cultura. Funzionario della Soprintendenza del Mare colto in flagranza, aveva chiesto 1000 euro per favorire il pagamento delle fatture ad un imprenditore che invece lo ha denunciato, e non sarebbe l'unico. Diciamo che in questo caso gli imprenditori, anziché essere collusi, l'hanno denunciato. E poi c'è l'altro caso che sta tenendo col fiato sospeso tanti cittadini catanesi, che hanno magari o loro stessi o hanno amici o parenti che si sono sottoposti di recente a un intervento per la rimozione della catarata, un intervento ormai di routine molto semplice, ma che in questo caso sta provocando dei danni. Perché? Perché c'è stata un'infezione nella sala operatoria di 2 cliniche private. Allora vediamolo sulla Sicilia. Intanto partiamo dalla buona notizia, cioè che 4 pazienti, 4 su una trentina, colpiti dall'infezione post intervento stanno meglio, così dice l'azienda ospedaliera. Vuol dire che nessuno di loro perderà la vista, anche se presto per sciogliere la prognosi. Sono stabili invece i 6 ricoverati al Policlinico. Pare invece che un sessantenne della provincia etnea abbia gravi complicanze alla vista dell'occhio, infettato appunto dall'enterococco fetale. Serviranno ancora alcuni giorni per raccogliere documenti nell'ambulatorio chirurgico oculistico situato nel centro del capoluogo della città,
non è stato detto il nome, ma apprendiamo che non si trova lontano dal Palazzo di Giustizia. La struttura ha avviato una sorta di indagine interna per poter capire appunto le cause della diffusione di questa infezione. E poi appunto la laurea a Sara Campanella, abbiamo visto la fotonotizia, ma leggiamo anche alcune stralci degli interventi. Parla la mamma di Sara, oggi è un giorno speciale, dice Cetti Zaccaria. Che avevamo sognato di vivere insieme a Sara, sicuramente in modo diverso. Ricorda i sacrifici della figlia per laurearsi, la vita da fuori sede, lontana dagli affetti della famiglia, l'impegno e la dedizione nello studio. Siamo qui per renderle omaggio e memoria viva, perché Sara merita di prendere la laurea. Porteremo sempre la sua luce ovunque andremo, era coraggio, libertà, e io non posso essere meno di quello che Sara è stata per i suoi 22 anni di vita. E questa famiglia così addolorata, distrutta dal dolore, ma anche tutta la comunità accademica ha preso questo dolore per trasformarlo anche in monito alle figure, alle generazioni, e sta portando avanti proprio una campagna di informazione contro la violenza sulle donne. E poi c'è una sorta di cold case. Che vuol dire cold case? Un caso che risale a molti anni fa, ma che adesso raggiunge un pezzetto di verità. Parliamo del duplice omicidio Vecchio Rovetta, ovvero i vertici delle acciaierie Megara della zona di Bicocca a Catania. La svolta è che il procuratore generale, la procuratrice generale, ha chiuso le indagini, individuando il mandante di questo duplice omicidio, Inaldo Ercolano, nipote di Nitto Santapaola, è ovviamente già detenuto, ritenuto appunto il mandante. Vecchio e Rovetta, parliamo della sera del 31 ottobre del 90, furono colpiti con 2 revolver calibro 38. Erano appena usciti dall'ufficio della Megara alla zona industriale di Catania quando i killer affiancarono l'auto su cui 2 manager viaggiavano e cominciarono a fare fuoco fino a che non si assicurarono che i 2 uomini fossero morti. Praticamente Ercolano, dice il magistrato, avrebbe agito con l'aggravante dei motivi abietti e futili per garantirsi il predominio nel territorio catanese e i vantaggi economici, ma soprattutto perché i 2 manager avevano rifiutato di piegarsi alla logica delle estorsioni. Andiamo a Messina, dove il sindaco Basile scrive al ministro Salvini e dice: il territorio sia protagonista, si apre un tavolo con comune e regione, la città non può essere sottesa a logiche superiori, città che sarà davvero stravolta dalla eventuale costruzione del ponte. E poi una buona notizia per il turismo: crociere, anno record, 2 milioni di passeggeri, è praticamente il doppio in 10 anni, parliamo dal 2016. I dati di uno studio che vede la Sicilia prima in Italia per arrivi di navi, più 17%. Intanto partono i lavori per lo scalo di Termini. Nella foto vediamo una nave da crociera nel porto di Palermo, città che è al 10° posto fra i porti mediterranei con oltre 1 milione di passeggeri. Cambiamo argomento. Anche qui una bella notizia, guardate questi 2 ragazzi, sono 2 diciannovenni, entrambi siciliani, che proprio in questo momento, mentre vi parliamo, sono al Quirinale in attesa di ricevere dalle mani del Capo dello Stato un importante riconoscimento, e cioè diverranno alfieri del lavoro. Loro sono Giorgio Basilotta di Piazza Armerina e Filippo Nicotra, tra i 25 migliori studenti. Andiamoli un po' a conoscere su Repubblica. Filippo Nicotra è di Piazza Armerina, ha la passione per la storia, diplomato con 100 e lode al liceo scientifico dell'Istituto Majorana, e gli chiedono appunto: la storia è la tua passione? Lui dice sì, pur avendo fatto lo scientifico, ma in particolare il Medioevo, l'epoca moderna e contemporanea, ho studiato a fondo i totalitarismi. E gli chiedono cosa vorrà fare da grande: non so ancora se lavorare nell'ambito accademico o fare il concorso
in magistratura. E poi andiamo a conoscere invece Giorgio Basilotta della provincia di Catania, di Giarre, con la media del 10, sogna già, ha le idee chiare di fare ricerca, detesta però le etichette, non chiamatemi secchione, dice sono solo uno che ha fame di capire. E che cosa ha capito sui banchi di scuola? Gli chiede il giornalista e lui risponde, guardate che saggezza, che la conoscenza è potere, studiare non serve solo a prendere bei voti, ma a capire chi sei, cosa vuoi diventare e dove vuoi andare. In posti difficili come Librino o lo Zen può fare la differenza, e questo lui dice a un ragazzo di 19 anni. A volte però si obietta manca la voglia di studiare, altre volte manca la possibilità. E lui dice ci sono famiglie che non possono sostenere i figli, scuole che lavorano in condizioni difficili, andrebbero riqualificati i quartieri, creare opportunità, non basta solo punire chi sbaglia, bisogna offrire alternative. E infine, tornando a lui, dice lo studio serve ma bisogna trovare anche il tempo per le proprie passioni. La sua passione è la musica tutta, hip hop, jazz, rhythm and blues, suona la batteria ma in condominio era impossibile, e poi gli piace la tecnologia e ChatGPT. L'ultima curiosità: ha mai usato ChatGPT per risolvere un esercizio di matematica? E lui dice solo dopo, ha già esercizio risolto per controllare. Ragazzi davvero in gambe, siamo ormai in chiusura, siamo alla pagina sportiva, ma solo per dire che il Catania di Ross Pelligro ha vinto l'asta per l'aggiudicazione del centro sportivo di Torre del Grifo, che torna a Catania. Pelligro vince il braccio di ferro, l'ho fatto col cuore per la città, ha messo sul piatto 5 milioni e mezzo, ma bisognerà attendere la fine di ottobre per essere sicuri che nessun terzo competitor rialzi il prezzo. Oggi Pelligro ha di fatto riportato il Village nelle mani del club di calcio dopo il fallimento della matricola nel 2022, e quindi oggi sorride Ross Pelligro con tutti i suoi collaboratori. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.